È tempo di bilanci per la Nuorese. La gara con l'Astrea ha segnato la fine della stagione. Per molti dei protagonisti siamo ai saluti. È il caso del direttore sportivo Vittorio Tossi che dopo 2 anni lascia la Nuorese. Credo che oggi abbiamo chiuso il campionato in bellezza, facendo una bella gara, giocando benissimo e mostrando ancora dei giovani, dei nuovi ragazzi di Nuoro che hanno esordito in Serie D. Credo molto che questa sia stata una stagione dove abbiamo valorizzato i giovani, dove il mister è stato un artefice di questa cosa qua perché ha lavorato alla grande, bisogna essere riconoscenti a tutti quanti, ai ragazzi per quello che hanno fatto, lo staff medico, lo staff che ha aiutato il mister a portare avanti questo discorso di valorizzazione dei giovani. Nei giorni scorsi avevo sentito il Presidente, credo che sia giusto dopo 2 anni fare un passo indietro, ci lasciamo con grande dispiacere, però è giusto che sia così. Lo ringrazio tutti quanti, i tifosi, come ho detto prima, tutti quanti addetti alla stampa che mi hanno sempre trattato benissimo, ma in modo particolare, come ho detto, ringrazio tutti i collaboratori del Presidente e lui in prima persona che mi ha dato questa grossa opportunità e che ringrazio di cuore per quello che ho trovato sul posto.